Buongiorno a tutti, saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto, saluto gli ospiti illustri presenti in sala, saluto il sindaco di Tragnago Simone Santellani, il vice sindaco di Mezzane di Sotto Lucio Berton e i protagonisti della conferenza stampa di oggi, Sabrina Erabondi, presidente del comitato, e Simone Scandola, coordinatore organizzativo della manifestazione Gran Fondo Tre Valli. Cosa dire? Oggi presentiamo questa edizione speciale, 25 anni di attività, 25 anni di promozione sportiva e promozione turistica del nostro territorio dell'est veronese, 3 vallate coinvolte, 3 comuni, Comune di Mezzani di Sotto, Tragnago e Cazzano di Tramigna coinvolti in questo progetto, 43 chilometri di percorso e una manifestazione che piace e attira sempre tanti giovani e meno giovani sportivi proprio per la Gran Fondo. Io chiedo subito a Simone Scandola di avvicinarsi qui vicino a me, prendere posto sul palco proprio per illustrarci nel dettaglio e in maniera più tecnica proprio questa manifestazione in cui questo territorio insomma vi accoglie e cerca di promuoverlo nella migliore dei modi, proprio perché crediamo in questa iniziativa e soprattutto per quanto riesce ad attirare turisti sportivi proprio in queste vallate nel nostro territorio. Grazie Simone, ti passo la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie insomma, a tutto il Consiglio regionale del Veneto per averci ospitato ancora una volta insomma, in questa illustre sede per presentare un'edizione speciale della nostra manifestazione. Quest'anno facciamo 25 anni di storia, 25 anni di successi, sempre con una crescita sempre costante ed esponenziale. Quest'anno appunto festeggiamo la 25esima edizione e al fianco della classica manifestazione, quindi l'evento simbolo della gara di mountain bike, appunto i 43 km su circa 1300 metri di dislivello che attraversa le vallate di Mezzane, Cazzano e appunto la vallata di Lasi. Abbiamo cercato di costruire un evento, una serie di iniziative collaterali per dare spessore appunto a questo avvenimento. Ovviamente non in parte prettamente collegate all'ambito sportivo, ma abbiamo voluto dare un significato più ampio ed importante, quindi abbiamo inserito all'interno del programma, abbiamo coinvolto le scuole con un concorso di disegno per sensibilizzare le nuove generazioni e anche, mi viene da dire, le famiglie sulla sicurezza stradale, quindi avremo credo un centinaio di disegni esposti in auditorium fatti proprio dai bambini delle scuole elementari di Tragnago. Al sabato una camminata e una pedalata inclusiva con l'associazione ABAL, bambini autistici della Lessinia, e mentre alla domenica delle iniziative collaterali che spaziano da una corsa a piedi alla scoperta del Monte Garzon, piuttosto che una camminata con il CAI alla ricerca delle orchidee spontanee. Ecco, il 25esimo anno è un anno importante e sicuramente non semplice, perché comunque insomma ogni anno che passa si sente il peso anche della burocrazia e ovviamente dei vincoli che una manifestazione di questo tipo comporta, però siamo insomma fiduciosi che sia un bel weekend di
di festa e anche di significati importanti. Al momento abbiamo un'aspettativa di circa 1200 partecipanti, un numero che è minore rispetto al passato, diciamo al pre-Covid, però purtroppo sappiamo che questo evento incontrollabile ha cambiato tutta una serie di dinamiche e ovviamente il mondo sportivo ne sta risentendo. Comunque, indipendentemente dall'evento sportivo in sé e per sé, ovviamente con i comuni che toccano, il percorso tocca i comuni appunto di Tregnago, Mezzane, Illasi e Cazzano, stiamo comunque lavorando per portare avanti appunto non solo l'evento in sé il giorno della manifestazione, ma cercare di costruire un seguito che aiuti anche il turismo 365 giorni all'anno. Abbiamo appunto presentato un progetto recentemente, insomma, per rendere permanente il percorso, e cui stiamo aspettando insomma l'esito, e speriamo di riuscire in questa chiamiamola piccola opera che può dare un piccolo ma continuo contributo a quello che è il turismo delle tre valli coinvolte. Certo, assolutamente. Simone, ne parlavi prima, per realizzare una manifestazione di questo tipo, quante sono le mani operative, quanti volontari ha la Gran Fondo Tre Valli che operano in questi 2 giorni di attività, e insomma, se vuoi magari anche citarli, i numeri, le persone coinvolte, insomma sono sicura che farebbe molto piacere. Poi sappiamo che, come in tutte le cose, la mano del volontariato è fondamentale, essenziale anche nel mondo sportivo. Sì, è una macchina insomma ormai rodata e per fortuna, e che coinvolge nei 2 giorni di manifestazione in maniera operativa circa 300, come minimo 300 persone. Le associazioni del paese, non solo, sono coinvolte tutte, dalla protezione civile, dall'associazione Carabinieri in congedo, piuttosto che gli alpini, gli scout, insomma adesso sicuramente ne dimenticherò qualcuna, però voglio dire, abbiamo veramente un supporto apertissimo appunto da associazioni, tra l'altro presenti anche su i territori dei comuni toccati dalla manifestazione. Un evento di questo tipo, già per l'estensione che implica, obbliga per forza uno spiegamento di energie e di supporto importante. Questo è anche un esempio: 25 anni di storia, 25 anni di collaborazione, insomma credo che fatti con i risultati che siamo riusciti a ottenere tutti insieme, perché ricordo che oggi vedete me qui a parlare, però io sono solo la punta dell'iceberg di un qualcosa che altrimenti, cioè, da soli non si fa assolutamente nulla. Ci vuole un gruppo affiatato. Il gruppo storico è composto da poche persone ma ben motivate, siamo circa 7-8 persone, e un'ottima base di ramificazione di relazioni appunto con il territorio. E questo sappiamo quanto sia un valore aggiunto. E quindi abbiamo detto una manifestazione sportiva che però non è solo sport, ma è inclusione, è territorio, è promozione del territorio, è sociale, e io adesso chiamerei
qui vicino a noi, anzi ci sostituiamo nelle postazioni 2 rappresentanti dei 4 comuni toccati da questo percorso, e quindi chiamerei qui in postazione Simone Santellani, sindaco di Tregnago, e Lucio Berton, vice sindaco di Mezzani di Sotto, per un saluto e qualche riflessione proprio su questa manifestazione. Grazie. Buongiorno, un piacere, sono il sindaco di Tregnago. Sì, buongiorno, è un piacere essere qui in questa bella sede a festeggiare i 25 anni del Gran Fondo Tre Valli, a rappresentare il comune di Tregnago. Ringrazio di questa opportunità la Regione Veneto, in particolare la consigliera Alessandra Sponda, e naturalmente, cominciando dai ringraziamenti, ringrazio gli organizzatori che si dedicano un anno intero per poi veder coronare questa gara, questa Gran Fondo così bella, così impegnativa, e che ha portato all'attenzione di tutto il territorio delle nostre valli. Brevemente, perché un comune, una comunità intera deve essere grato a chi organizza questa Gran Fondo Tre Valli, e quali sono i motivi per cui l'amministrazione pubblica ha tanta attenzione rispetto a questo evento, che non è solo sportivo. Certo, lo sport porta con sé i grandi valori che riconosciamo tutti, la passione, la voglia di mettersi in gioco, la salute, la sfida. Sono valori che naturalmente sono il cardine per cui è nata questo evento, forse, ma credo che nel tempo si siano consolidati altri interessi, sono emersi altri fattori che hanno dato valore e hanno aggiunto ancora, se si può, qualcosa di più, quel qualcosa di più che questa Gran Fondo dà. Uno è sicuramente l'opportunità di conoscere territori unici, e devo dire per le nostre valli quasi inesplorate, nel senso che noi non abbiamo un territorio che turisticamente è stato negli anni molto spinto, è ancora ben preservato, e quindi venire alla Gran Fondo Tre Valli, frequentare le nostre valli, dà l'opportunità di conoscere queste belle zone, che sono non solo belle da un punto di vista estetico e della tutela paesaggistica, ma anche offrono dei prodotti che invito tutti, insomma, ad assaggiare, perché io potrei qui a decantare le lodi dei nostri vini, dei nostri prodotti più tipici, dei nostri formaggi, delle castagne, delle ciliegie, dell'olio d'oliva, ma insomma io credo che l'assaggio valga più di tante raccomandazioni e di tante lodi che potrei tessere io. Quindi l'invito è assolutamente di saper unire un aspetto sportivo anche a quello della conoscenza del territorio e di quello che il territorio sa offrire attraverso le tante aziende che qui vi operano. Devo dire, se mi concedete un minuto, che sono aziende assolutamente legate e con le radici sul territorio. Spesso sono aziende di carattere familiare, microaziende, piccole aziende, che quindi curano molto il dettaglio, molto la qualità del prodotto, e non fanno grandi produzioni. L'altro aspetto, ed è emerso bene da quello che diceva Simone, è la capacità di interessare un'intera comunità, perché intorno alla Gran Fondo Tre Valli si muovono i cittadini, si muovono le associazioni, si muovono gli enti pubblici, si muovono gli sponsor, i volontari. Allora non è più un evento di un'associazione sportiva che coinvolge solo gli sportivi, ma diventa un evento, si sarebbe detto in altri periodi, di popolo, comunque di comunità sicuramente, per tanto che sa coinvolgere la cittadinanza intera, e a maggior ragione quest'anno nel 25ennale che ricordiamo e che scadrà, ha messo in essere delle opportunità per cui i ragazzi avranno delle possibilità in biblioteca, l'associazione di bambini autistici avrà delle opportunità, il CAI saprà mostrare il territorio. Allora io credo questo sia un valore aggiunto molto importante, il fatto di sapere coinvolgere altre sensibilità, di dare opportunità anche diversificate, e che questo completa un po' un quadro. Devo dire, e ne sono grato appunto, che sono stati gli organizzatori, noi come comune, noi come enti pubblici dobbiamo ringraziare loro, perché devo dire che è la loro passione e la loro visione che porta a tutti questi contributi,
Compito nostro credo che sia quello di sostenerli per quanto possibile. La parte burocratica è sempre più pesante, è stato già detto. Ecco, gli enti pubblici per quanto possibile sicuramente hanno una parte importante nel facilitare questi aspetti, gli aspetti procedurali, burocratici, di sinergia, e cercare di fare di collante. Ecco. Io credo, sono sicuro che quest'anno andrà benissimo come sono andate bene tutte le precedenti edizioni, proprio perché sono curate nel minimo dettaglio. Invito tutti a partecipare perché, come dicevo, non è solo un evento sportivo, è molto di più, e naturalmente se siamo arrivati a 25 anni di questa gara con un crescere progressivo non solo non tanto del numero di utenti ma anche delle offerte, come diceva, evidentemente la qualità c'è, e questo ci fa ben sperare per il futuro che questi siano solo i primi 25 anni. Grazie. Grazie Sindaco della parola. Il Comune di Mezzane viene invaso anche quest'anno dalla Tre Valli, va bene, e è un percorso molto importante per questa manifestazione, perché penso che si dislochi tranquillamente, mi sembra sia sui 400 metri di dislivello. Sarà una delle tappe più impegnative, presumo, delle tre tappe, giusto, delle tre vallate. Quindi, come appena anticipato il Sindaco, fa onore avere, e siamo anche fortunati, avere queste manifestazioni che transitano nel nostro Comune, sia per la visibilità, sia per l'afflusso di gente e anche per, penso, il bellissimo ricordo di chi può partecipare, perché penso sia una delle valli molto, tra le più panoramiche, diciamo, della gara. Volevo unirmi anch'io e ringraziare gli organizzatori, quelli che preparano, perché quando finisce una gara il giorno dopo si prepara già per l'anno dopo. Cominciare a tirar via tutto, il coso non è un impegno non da poco, perché vedo che l'entusiasmo che c'è nel preparare è al massimo livello. Il giorno dopo sono tutti stanchi e cominciano le telefonate. Quindi un grazie veramente agli organizzatori, perché è un impegno molto molto notevole. Vi metto un attimino in fianco, e noi come amministratori arrivano anche i scontenti di quando si fa una gara, perché non tutti la vedono come una cosa positiva. Però dopo 3-4 giorni finita la gara, quello passa e rimane la contentezza di tutti gli altri, e il bel ricordo di quello che è stata la manifestazione. Ecco. E niente, penso che sarà una manifestazione molto bella come è stata l'anno scorso, e vi aspettiamo numerosi, e grazie. Bene, ringrazio tutti gli intervenuti, e allora vi diamo appuntamento il 22-23 marzo 2025 con partenza da Treniago alla 25esima edizione della manifestazione Gran Fondo Tre Valli, e per chiudere vi lasciamo una chicca, un video emozionale che proprio racconta le edizioni precedenti, e così ci lascia con questo assaggio di quella che sarà la manifestazione di quest'anno. E per chiudere, un grazie di cuore ancora a tutti gli organizzatori, a tutti i volontari che sono impegnati in questi 2 giorni, e buona Gran Fondo Tre Valli a tutti.